benvenuti. In questa nuova puntata siamo sempre nella provincia di Treviso. Visiteremo una città murata. Oggi siamo a Castelfranco Veneto. Castelfranco è una città ricca di storia e davvero suggestiva. L'elemento che più caratterizza Castelfranco è proprio il suo castello medievale, le cui mura circondano il centro storico. Venne fondato dal comune di Treviso nel 1195 perché era alla ricerca di una zona strategica, un punto di difesa, come lo è Castelfranco. Fatto interessante, da un disegno antico conservato presso la biblioteca comunale si notano in totale 7 torri. Nel 1339 il castello passò sotto il dominio della Serenissima e man mano che l'influenza di Treviso andava via via scomparendo, la città si sviluppava dal punto di vista culturale e dal punto di vista urbano. Dal 1500 divenne un vero e proprio centro culturale e anche dopo la decadenza di Venezia, Castelfranco rimase un polo artistico davvero importante. Qui, nel 1478, nasce il Giorgione, o Giorgio da Castelfranco, un pittore geniale ma enigmatico. In soli 10 anni riuscì a diventare un artista famoso, quasi leggendario, secondo il celebre D'Annunzio. Non fu soltanto un dotato artista, ma anche un uomo che riuscì a creare di se stesso un personaggio, che sapeva come sponsorizzarsi. Una cosa interessante, il soprannome Giorgione probabilmente derivava proprio dalla sua statura, dalla sua stazza, che era particolarmente eccezionale rispetto alla gente dell'epoca. Tra le sue opere più celebri, la Venere dormiente, ora posta a Dresda, la Tempesta, esposta invece all'Accademia a Venezia, e la Pala di Castelfranco. Nella Cappella Costanzo possiamo trovare la Pala di Castelfranco, anche chiamata la Madonna in trono col bambino, seduta tra i santi Liberale e Francesco. Il Duomo sorge proprio nel cuore del centro storico della città. È una chiesa in stile neoclassico ed è l'opera prima del famoso Francesco Maria Preti. È interessante perché il Duomo nasce proprio a fianco alla casa del Giorgione.
Il nostro viaggio, per oggi, termina qui. Alla fine del video potrete vedere la foto veneta della settimana, mandataci da Elena da Conegliano. Grazie per averci seguito, a presto!